Quarta dall'Arcoveggio, prova per cavalli di 4 e 5 anni, non vincitori di 10.000 euro in carriera. 1 Francisco Benal, 2 Formidabile Caf, 3 Frida Spritz, 4 Fatima Daghi, 5 Eucalion, 6 Fitzgerald F, in seconda fila 7 Friulano Jet, 8 Furio MTT, 9 Forever Sigi, 10 King of T-Rail. Favori per King of T-Rail numero 10, 2,30 la sua quota, 3,50 Eucalion e Fitzgerald F, le alternative. Macchina che prende velocità. Partiti. Con veloce dal centro Fatima Daghi che scende alla corda, sbaglia Frida Spritz e sbaglia King of T-Rail. Squalificato. Al largo Eucalion, poi Fitzgerald F con King of T-Rail che sfila a condurre dopo 200 metri in 15, al suo esterno Eucalion, poi ancora Fitzgerald F, quindi Francisco Benal di fuori Formidabile Caf. Lottano King of T-Rail e Eucalion, con King of T-Rail che alla fine contiene Eucalion che si deve ritrarre secondo in corda, mentre in terza posizione a distanza c'è Fatima Daghi che precede Fitzgerald F, 600 metri iniziali in 45,5 con Tommaso Gambino che ha provato a stoppare il ritmo. Andrea Farolfi non ci sta, ritorna subito di fuori con Eucalion che ripassa all'attacco sull'avversario. Eucalion che insiste e passa alla fine a 800 dal termine. 1 minuto e 3 decimi i primi 800 di gara con Eucalion in vantaggio su King of T-Rail, poi Fatima Daghi con il suo esterno Fitzgerald F, quindi Francisco Benal, Formidabile Caf, Furio MTT e Forever Sigi, chilometro in 1,15 e 3 per Eucalion che se ne va per fatti propri a 500 dal palo. King of T-Rail riavvicinato da Fitzgerald F, poi ancora Formidabile Caf all'esterno, Fatima Daghi in corda, la rete di line 14,6. Numero Eucalion 9 Forever ha fatto Sigi, il vuoto nei confronti dei rivali, passa secondo Fitzgerald F. Gli altri che stentano, prova a venire in mezzo alla pista, Formidabile Caf anticipato però da Francisco Benal. Intanto Eucalion viene a vincere per dispersione. Eucalion che largheggia, vince di quanto vuole. Al secondo posto Francisco Benal viene a sopravanzare Fitzgerald F. 1,15,2, tutto facile per Eucalion. Andrea Farolfi per i training di Harry Rantanen, i colori del signor Andrea Liberto. La vittoria numero 5 dello schieramento. Eucalion e Andrea Farolfi che alla maniera forte si impongono in questa quarta corsa dall'Arcoveggio.